viene un'accelerazione molto progressiva, no? Invece adesso era strappia, allora strappia, ha dondolato molto, probabilmente si può lamentare. Sono stati attimi di panico quelli vissuti dai 30 passeggeri che attorno alle 16 di domenica scorsa si trovavano sulla funivia Tofana-Freccia del Cielo che collega la Tofana di Mezzo al centro di Cortina d'Ampezzo. La cabina, che stava per eseguire la discesa dalla stazione sommitale a 3200 metri di quota verso quella intermedia di Col Druchet, si sarebbe improvvisamente e bruscamente sganciata dalla partenza, percorrendo alcuni metri in maniera incontrollata fino all'attivazione del freno di emergenza, che ne avrebbe arrestato la corsa facendola però oscillare pericolosamente. Nessuna conseguenza per i passeggeri, nonostante gli attimi di vero terrore, poiché anche se in forma più lieve, la stessa dinamica, come testimoniano queste immagini, si sarebbe ripetuta almeno altre 2 volte. Sulla vicenda il primo cittadino di Cortina si è espresso manifestando la massima fiducia sulla qualità e affidabilità dell'impresa che gestisce l'impianto. Quello che posso dire io è che la società, Tofana, è una società assolutamente seria che per quanto mi riguarda è da anni sul territorio e quindi ha sempre dimostrato di saper utilizzare gli impianti nel migliore dei modi. Mi sembra di capire che comunque è stato un danno elettrico dovuto ai fulmini, ma che prontamente tutti i sistemi sono entrati in servizio. Ci sarebbe un guasto all'impianto elettrico, dunque, all'origine del malfunzionamento, forse causato dal temporale che quel pomeriggio si stava abbattendo sulle Dolomiti. Grazie all'attivazione di un secondo motore, i passeggeri sono stati fatti risalire alla stazione di partenza, da cui, dopo le verifiche dei tecnici durate fino alle 20, sono stati finalmente riportati a valle. Sulla vicenda, sia la società Tofana che l'Associazione Nazionale Esercenti Funiviari hanno finora preferito mantenere il massimo riserbo.